Manovra approvata un giorno prima rispetto agli anni precedenti e frutto di scelte politiche precise. Così la Premier Giorgia Meloni, che durante la conferenza stampa di fine anno dice la volontà è di lavorare bene, di mantenere le scadenze. Con 107 voti favorevoli, 69 contrari ed un astenuto, la legge di bilancio per il 2023 da 35 miliardi diventa legge. Un clima positivo all'interno della maggioranza, spiega la Presidente del Consiglio. Manovra finanziaria nella quale è stato scelto di spostare il grosso delle risorse sui giovani, sulla nuova occupazione e sulle imprese. Abbiamo scelto da dove prendere quelle risorse, perché ad esempio una parte delle risorse è stata presa dalla indicizzazione non totale delle pensioni molto alte o comunque più alte, per spostarlo su famiglia, giovani, natalità. È una scelta politica. Compatta l'opposizione che vota contro la manovra, nulla viene fatto per rilanciare l'economia, è il commento del senatore Andrea Martello del Partito Democratico. È una legge di bilancio che io ritengo sostanzialmente inadeguata ad affrontare i grandi problemi che sta attraversando il nostro Paese, con grandi elementi di iniquità e che, al di là degli interventi necessari, che però dureranno solo 3 mesi per sostenere le famiglie contro il caro bollette, in realtà non contiene nessuna misura anticiclica, espansiva che possa far riprendere la nostra economia, e contiene soprattutto molti tagli alla sanità, ai trasporti pubblici, alla scuola, nessun investimento sul lavoro. Non solo, continua Martella, ma in questa manovra nulla viene fatto per la nostra regione. E anche una manovra che non contiene, per quanto riguarda il Veneto, le misure necessarie che pure avevamo richiesto. Penso al finanziamento della zona logistica semplificata per Venezia e per il Polesine, penso al finanziamento per la legge speciale per Venezia, oppure a delle risorse straordinarie per affrontare il completamento della terza corsia sulla 4. Contiene scelte sbagliate, come quelle, per esempio, invece di prevedere le trivellazioni in una zona così fragile come quella del Delta del Po.